Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. È stata disposta la perizia psichiatrica per Laura Di Dio, la 32enne accusata di aver ucciso a Pietraperzia, in provincia di Enna, la suocera Margherita Margani, di 62 anni. A chiedere di effettuare l'esame è stato il legale dell'indagata Salvatore Timpanaro. In base all'esito della perizia sarà possibile accertare la capacità di intendere e di volere della donna al momento del delitto. Peraltro l'avvocato della 32enne ha fatto ricorso al Tribunale del riesame di Caltanissetta, che stabilirà se la donna dovrà restare in carcere oppure essere trasferita in una struttura idonea alla patologia psicologica da cui sarebbe affetta. Resta in carcere per concorso in omicidio Luciano Valvo, il 55enne accusato di complicità in uno dei 2 femminicidi di Riposto dell'11 febbraio scorso. Lo ha deciso il GIP di Catania Luca Lorenzetti, che ha convalidato il fermo eseguito dai carabinieri e ha emesso nei confronti dell'indagato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il legale di Valvo ha annunciato ricorso al Tribunale del riesame. Secondo l'accusa, il 55enne, che continua a proclamarsi innocente, con la sua auto avrebbe accompagnato Salvatore Lamotta, l'ergastolano di 63 anni che poi si è suicidato sul luogo del delitto di Mellina Marino, nel lungomare della città ionica. Nessun ruolo gli viene invece contestato sul secondo femminicidio, quello di Santa Castorina, uccisa con 2 colpi di pistola al volto. Dopo l'allarme lanciato dai sindacati sulla prossima chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Cervello di Palermo per via di una ristrutturazione del padiglione, è arrivata la nota dell'azienda ospedaliera Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello, che ha precisato che è in atto il servizio per l'utenza con regolarità e che non verrà sospeso. La vicenda è arrivata anche al presidente della regione Renato Schifani. Prenderò in esame personalmente la questione della prossima chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Cervello e verificherò attentamente come stanno davvero le cose. Il commento di Schifani. Chiudiamo con il meteo. Ancora bel tempo in Sicilia dopo il ciclone che qualche giorno fa ha travolto l'isola. Nella giornata di domani il cielo sarà prevalentemente sereno. La regione è infatti attualmente sotto l'influenza di un campo di alte pressioni che garantisce un tempo stabile e soleggiato ovunque. Sul litorale tirrenico ci saranno nubi sparse con qualche schiarita durante la giornata e maggiori schiarite in serata. Sul litorale ionico il cielo sarà prevalentemente sereno, poco nuvoloso per tutta la giornata, mentre su quello meridionale e nelle zone interne il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con qualche nuvolo in più verso la sera. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.